Semaforo verde, parte F Motori, il magazine settimanale del motorsport. In Friuli Venezia Giulia un ben ritrovati da Marco Angileri. In questa prima parte avremo ospite Davide Scannicchio, pilota del Porsche Carrera Cup, protagonista nella passata stagione con un secondo posto nella Silver Cup. E poi entreremo nell'officina di V-Motorcycle assieme a Werner Ortis, che ci presenterà la sua fantastica e nuova realizzazione su due ruote. Una buonasera a Davide Scannicchio, collegato con noi da Pordenone, comunque vicino. Buona serata. Ciao, buonasera a tutti. Dunque Davide, ormai da qualche anno, 2019 in poi, ti stai così facendo notare soprattutto per quelle che sono le tue doti di pistaiolo. Parliamo perciò in questo caso l'ultimo anno del Carrera Cup nella Silver Cup, un'ottima seconda posizione, hai sfiorato veramente la vittoria di campionato, la tua vettura la 991 GT3 Cup, perciò possiamo dire che ormai hai preso veramente le misure con la pista, con la tua Porsche. Sì, diciamo che ci siamo divertiti, abbiamo venduto a cara la pelle fino alla penultima gara di campionato disputatasi a Franciacorta e ci siamo arrivati belli carichi con quella di portare a casa almeno una prima posizione, che tra l'altro è arrivata in gara 1, ma purtroppo per un giudizio per una toccata durante una bagarre in gara che succedono spessissimo, no? Sbaglio? Sì, diciamo che i segni sulle portiere sono belli evidenti in certe situazioni, però sempre con il massimo del fair play, sempre con la massima stima anche con gli altri avversari. Ecco, questa toccata ti ha poi penalizzato e a tutti gli effetti ti ha fatto perdere il campionato. Eh sì, l'opportunità di arrivare a Monza per giocarci fino alla fine il titolo italiano della categoria, però ci abbiamo provato perlomeno. Una bella battaglia. Quali sono stati i circuiti toccati dalla Porsche Carrera Cup, Silver Cup, ecco, nel 2021? Sì, diciamo che il campionato tocca i più grossi circuiti in Italia, che sono Monza, Imola, Misano, Mugello e Vallelunga. In più rispetto alle altre realtà, le altre gare, è stato introdotto Franciacorta, che è diventata pista ufficiale di Porsche Italia. Davide, però qual è la pista dove ti sei trovato meglio in base a quelle che poi sono le tue caratteristiche di pilota, sposate all'affinamento alla vettura? A me piace molto Imola per come è fatta, per la sua tecnicità e la sua complessità, alternata anche da tratti veloci. E infatti i tempi alla mano, anche in questo caso, soprattutto su Imola, non sono tardati ad arrivare risultati migliori. Però anche di primo acchitto, avendo provato Franciacorta, nuova per tutti i piloti tra l'altro, senza possibilità di fare test, anche lì sono stati subito veloci. I test partiranno perché la prossima stagione il nostro Davide ha già delle idee molto chiare su quella che sarà appunto il suo futuro in pista. Sì, è recentissima la notizia di aver sottoscritto anche per quest'anno il campionato del Carrera Cup, con delle novità, perché la Porsche 3008 Silver dell'anno scorso è uscita per dare spazio ai nuovi modelli 992 e 991 4000, 4 litri di cilindrata. Belle novità. Ecco, spieghiamo anche agli amici a casa le caratteristiche di queste vetture, le potenzialità, quella che può essere l'elettronica o meno. Sì. Il nuovo modello introdotto quest'anno in campionato italiano è la 992, ha caratteristiche di elevata aerodinamicità e non ha l'ABS. Questa è una caratteristica abbastanza importante, a differenza invece della Silver che utilizzerò io 4000, che manterrà invece il sistema ABS. E la macchina sulla carta dovrebbe essere decisamente superiore, la 992, cioè il modello nuovo, rispetto a quello che utilizzerò io.
però anche in questo caso cercheremo di vendere cara la pelle. Non cambia team, cambia vettura, ma non il team, mi sembra. No, anche per quest'anno la fiducia è stata affidata al team ZRS di Rovigo. E una novità che il coach per quest'anno è stato riconfermato Fabio Babini, che ricordo essere uno dei vincitori della 24 ore di Le Mans. Certo, certo. Perciò sei sicuramente in buone mani, continui a essere in buone mani, perché è sicuramente uno dalla grandissima esperienza e pedigree importante, soprattutto per chi poi non affronta in una stagione tantissime gare, tantissimi test, avere dei consigli così importanti diventa fondamentale poi per portare a casa dei risultati. Non solo, ma anche per crescita professionale in varie sfaccettature dell'approccio alla macchina e l'approccio alla pista. Davide, una gara quanto dura a livello di giri, di minutaggio, perché ci vuole anche una freschezza fisica per andare veramente al 100%? Sì, l'impegno è notevole perché le gare si disputano in 28 minuti più 1 e vi assicuro che l'impegno fisico, lo stress fisico e l'impegno mentale è molto molto elevato. Anche perché devi dare il 110% per tutti i 28 minuti della gara. Poi chiaramente a differenza di chi è abituato, non so, rally, ci sono tantissimi rallisti che poi il primo approccio, soprattutto sulla pista, quando c'è la sportellata, è il punto più di difficoltà. Te hai una strada un po' diversa, perciò è un'abitudine quella di infilarsi, quella appunto di dare anche la sportellata giusta, perché fa parte un po' dei giochi quando devi vincere. Certo, sempre con un occhio di riguardo, anche perché il fair play deve essere sempre padrone di ogni competizione. E noi le chiamiamo in gergo le bussate, ovvero le toccatine ai paraurti, giusto per far sentire la pressione all'avversario. Senti, come ti prepari fisicamente, considerando poi che una gara di 28 minuti più 1 deve avere un fisico anche esplosivo, perché effettivamente devi stare benissimo, poi d'estate immagino che le temperature non scherzino. Infatti, partendo proprio dalle temperature, ci sono state condizioni in cui la temperatura dell'abitacolo ha raggiunto quasi 60 gradi e le macchine non hanno l'aria condizionata, quindi ulteriore stress fisico abbastanza importante. Fisicamente cerco di tenermi in forma con attività legate al mondo del CrossFit, ovvero attività a corpo libero e con pesi ai rack. Un po' di cardio anche, immagino, per... Cardio, però la vera palestra è fare dei test seduti in macchina. E su questo il team deve essere di supporto sotto tutte le forme. Ecco, test, Adria ad esempio può essere una pista che ti può dare dei riscontri, anche se un pochino atipica a mio avviso rispetto alle piste che affronti in campionato. Sì, Adria è stata recentemente oggetto di notevoli cambiamenti, portandola a mio avviso ancora a un tecnicismo più elevato. E una tipologia di pista come quella di Adria si testano le frenate e gli inserimenti, non tanto la velocità e non tanto le percorrenze, perché è caratterizzata da curve lente. E a fianco ad Adria andiamo spesso a Cremona, un'altra pista abbastanza simile, e anche questa è tecnica, con diverse situazioni che poi ritroviamo nei circuiti che ho elencato prima. A tuo avviso nella prossima stagione cambierà molto con la nuova vettura, oppure sarà abbastanza simile nella tipologia di guida rispetto a quella che hai portato in gara nel 2021? La macchina rispetto al 2021, la 994 litri, ha qualche cavallo in più e ha un telaio differente, quindi sarà un po' più complessa sulla percorrenza. È una macchina che ho già provato nel 2019, quindi non è completamente nuova, e non escludo che effettuerò dei test anche con il nuovo modello, con la 992, per capire bene le differenze. Però se dovesse piovere, a mio avviso ci sarà una bella bagarre. Immagino.
Grazie a Davide Scannicchio ci ha un po' raccontato quella che è stata la sua stagione con la Porsche Carrera Cup e la 991 GT3 Cup nella Silver, col secondo posto sfiorato veramente la vittoria, e la novità per quanto riguarda il 2022 per te ovviamente un in bocca al lupo, anche un buon divertimento per la nuova stagione. Viva il lupo e grazie a tutti. Siamo da V Motorcycle con Werner Ortis. Allora, qua siamo innanzitutto nell'ufficio dove si entra e già si può capire quello che è la tua attività. Ricordiamo qualche anno fa un grande successo, hai conquistato un titolo mondiale nella trasformazione di una moto AMD, e questo in Germania, un gran bel risultato, e diciamo che lì ti ha rilanciato per quella che è poi la tua professione. Poi andremo in officina a vedere quelle che sono le tue realizzazioni. Sì, era nell'ottobre del 2018 praticamente. Sono andato a Colonia, in Germania, dove fanno i mondiali di customizzazione, e lì ho vinto il primo premio della classe categoria old school, si chiama, per lo school americano. E da lì è partito un po' tutto, insomma, la gente, le persone hanno cominciato ad apprezzare quello che faccio, e adesso, diciamo, è diventato il mio lavoro, ecco. Alle nostre spalle una serie di iniziative tue, di realizzazioni che hanno fatto tendenza, perché già si vede quello che è la mano di un artista come te. Sì, sono alcune delle lavorazioni che ho fatto per clienti, per amici, e quando faccio dei progetti, delle cose, cerco sempre di dare un'impronta abbastanza marcata, perché si stacchino un po' dalle solite cose che si vedono in giro, ecco. E lì, diciamo, è il punto di forza Ci fa entrare nella tua officina adesso? Certo, andiamo.
Passiamo al codino. Questa qua è la parte, diciamo, posteriore che è affusolata per richiamare un po' le linee che partono dall'anteriore del cupolino, passano per il serbatoio, arrivano al codino. E questa qua è la parte finale col fanale con una gemma di vetro colorata di rosso. Anche qui la realizzazione è come, diciamo, come tutto il resto, si parte dai progetti, delle sagome in cartone e poi si realizza le parti. Anche qua è tutto battuto a martello e anche qua si arriva sempre a una tintura sempre più sottile, sempre più precisa, fino ad arrivare alla lucidatura finale che dà questo specchio. Anche la sella ho richiamato le cuciture dell'epoca, usando però un materiale abbastanza particolare, una pelle scamossata. L'avantreno praticamente è stata costruita anche questa da zero. Il mozzo centrale è stato fatto dal pieno, ricavato dal pieno, i canali sono dei borani originali, la raggiatura è stata praticamente fatta abbastanza inclinata per poter dare una rigidità più elevata alla ruota. Di conseguenza lo spazio che c'è fra il disco e i raggi era stretto e ho dovuto adottare delle pinze flottanti che hanno i pistoncini solo esternamente. Internamente sono più sottili e mi permettono di fare questa opzione, questa tecnica. Le pedane sono arretrate, come si può vedere. Per una sportiva, diciamo, è la cosa basilare. Ho eliminato le sue originali che erano in questa posizione, ho creato dei supportini per arretrare le pedane e per non vedere questo qua è il freno posteriore, per non vedere la vaschetta dell'olio e tutte le cose, ho fatto dei rinvii, come si può vedere internamente, e ho messo tutto l'impianto dentro qua dove non si vede. Questo qua è il tubo del freno che arriva alla pinza, rinforzato il forcellone posteriore per dare più rigidità e, diciamo, una guida abbastanza sportiva perché mi sono arretrato di quasi 20 cm. Una cosa secondo me molto importante quando si lavora su queste moto, che i pezzi, quando li realizzi, è importante che abbiano le linee, che rispettino le linee della moto, e così quando l'occhio le guarda non si accorge, però le curve sono tutte armoniose e combaciano. Vedi, ad esempio questa col collettore di scarico, questa linea col cupolino, la punta finale rispecchia la punta del cupolino. Cioè sono dei dettagli che tu non ti accorgi che ci sono, però l'occhio gode. Ok, a questo punto possiamo accenderla che sentiamo anche il rombo dello scarico fatto in casa. Questa sarà il mio prossimo progetto, che è un Boxer 1000 di un R100 RS, e anche qua sono già partito abbastanza bene perché mi sono appassionato e ho voluto lucidare a specchio tutto questo motore. E dopo le parti di carrozzeria, il codino e i cupolini, anche quelli verranno in alluminio, diciamo un po' a specchio o un po' verniciati con un bel colore. Questo è già stato realizzato, è il codino posteriore della BMW che richiama il motore Boxer. Vedi, ci sono i 2 cilindri e dopo qua dentro ci vengono le frecce, e questo qua è la parte superiore del motore. Anche qua una sella minimale di poco spessore, colore antracite scamosciato. Siamo arrivati nel sottelaio e questa qua sarà più o meno la posizione del codino. Qua ci sarà la ruota e senza ammortizzatori, perché gli ammortizzatori saranno nella parte sotto